Filippo Schiavo, giocatore del Montebello ma ex della partita. Allora, non era questa la pista dove si conquistano i punti salvezza, però insomma, cosa salviamo di questa partita? Buonasera a tutti intanto, sì, sapevamo che era una partita molto difficile sì, è vero, forse non sono queste le partite in cui raccogliere punti, però dobbiamo lottare Eh beh, certo. contro tutte in qualsiasi pista, perché se vogliamo riuscire a salvarci dobbiamo metterci l'anima e la grinta in tutte le partite. Cosa salvare? Niente, cioè nel senso abbiamo difeso abbastanza bene, non abbiamo mai mollato fino all'ultimo, infatti all'ultimo secondo è arrivato il gol e questa è la mentalità giusta, però dobbiamo migliorare ancora tanto e c'è tanto da lavorare, però niente, andare avanti così. Siamo ormai a fine novembre e questo è un campionato particolare, rischia di frazionarsi in due tronconi, no? Davanti molto equilibrio ma anche dietro. Sì, credo di sì, credo che davanti è diviso un po' in due, no? Davanti ci sono le 5, 6, 7 squadre che vanno su e poi c'è molto equilibrio, infatti, come hai detto te. E poi ci sono le altre che se la giocano, che secondo me sono tutti scontri diretti, quindi anche per noi dobbiamo dare il massimo a ogni partita che arriva e con la mentalità giusta, con la testa giusta e avanti così.